Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale Dall'Otto Idee. Oggi siamo il 10 di giugno di 2022. Ora vi faccio vedere il mio origano che già è pronto per la raccolta. Come potete vedere è tutto fiorito. Questo è il momento migliore per andare a prendere l'origano, perché poi lo andiamo a far seccare e poi a conservare. Allora, ora andiamo a prendere l'origano, andiamo a tagliare nella base più sotto, così lo mettiamo un po' così adagiato, diciamo, nella cassetta, vedendo così. Ancora le api girano attorno. Bene, questo è il momento migliore per andare a prendere l'origano. State vedendo? Poi lo facciamo a mazzi, o se no lo lasciamo stare così, in modo che l'aria circola e asciuga. E bene, ora un po' lo vado a lasciare poi per la semina, che poi farò anche la semina, farò un video anche per la semina, per questo motivo, che già è stato tutto impollinato l'origano, e poi si può anche moltiplicare tramite, diciamo, separazione della pianta, come ho fatto io qua. Cosa l'ho fatto io verso gennaio, quando ancora era piccolino così, così era qui dietro, come avete spiegato nel video, perciò ho dovuto toglierlo e metterlo qua a porzione, diciamo, a porzione di rizomi, si chiamano rizomi, pezzi di radici che ho separato, che poi sono attecchiti. Vedete qua, bello integro, sta crescendo magnificamente. Vedendo, questa è la raccolta dell'origano, vedendo così. C'è il notore. Così ora quando lo andiamo a fare, lo mettiamo in un posto areggiato ad asciugare, a seccare, diciamo, asciutto, mantiene tutto l'aroma e il colore diciamo delle foglie, no? Vedete, ancora le api stanno girando attorno, tenendo. State vedendo già quando non ho preso, guardate che bello. Origano. Va bene, ora io lo vado a prendere tutto quanto e poi vi farò vedere quando ne ho presi e come lo vado diciamo lo vado ad essiccare. Allora, questa qua, questa cassetta e questa qua, guardate che vi faccio vedere. L'ho raccolto, state vedendo? Ora le faccio asciugare, ancora le api ci vanno, state vedendo, ancora le api ci vanno, a impollinare tutto ciò che è stato tagliato. Queste due cassette ora le faccio asciugare in un posto areggiato, asciutto, no, a sole. E questi qua, questi li lascio diciamo per i semi, che devo fare diverse piantine che poi devo regalare. Le posso fare anche tramite divisione diciamo della pianta, però faccio la semina così diciamo è lo stesso. Però se uno vuole anticipare può fare anche ora la divisione della pianta, scava, prendo un pezzo di radice come ho fatto qua, in qualsiasi momento, le potete fare in qualsiasi momento, anche ora, o quando è stato tagliato, se no, che so, verso novembre, dicembre, le potete dividere. State vedendo già questo qua è stato impollinato, se vede un pochettino più scuro, già il fiore si è chiuso già per la, diciamo,
che è stato impollinato, è pronto per fare la semina. I semi, diciamo, state vedendo? Qua ci sono ancora i bombi che stanno impollinando, guardate che sono belli. E questi qua io li lascio, questa e questa striscia la lascio un pochettino già, l'ho preso, la lascio per fare poi la semina, che poi farò un video, va bene. Ora mi sposto più qua. Allora, ora io le vado a fare, le faccio asciugare in un posto arieggiato, no al sole, così circola l'aria nella casetta, l'aria circola. Ci vediamo appena asciuga, che so, fra 20 giorni, vediamo quando il tempo che si asciuga l'origano. Sono trascorsi 20 giorni, oggi siamo il 30, questo l'ho preso, ho fatto la raccolta ieri il 10 di giugno del 2022, oggi siamo il 30 di giugno del 2022, perciò sono trascorsi all'incirca 20 giorni. State vedendo come si è asciugato, già è tutto secco l'origano, state vedendo, ovviamente è stato asciugato di una stanza arieggiata, asciutta, no al sole, manda un odore che è bestiale, non si può sentire ma lo sento io, un odore bestiale di origano. Una volta al giorno, insomma, quando io l'ho fatto asciugare in queste cassette, lo andiamo a girare così, in modo che l'origano, diciamo, si asciuga tutto uniforme. State vedendo tutto asciutto, queste due cassette. Va bene, ora io vi faccio vedere come si può conservare, così per chi non lo sa, lo può conservare sia in sacchetti di carta, sia andiamo a tritare, diciamo, con le mani, e poi ne andiamo a mettere nei barattoli. Allora vi faccio vedere come faccio. Allora, una volta essiccato l'origano, ora si può conservare sia a mazzettini, così che noi qui quando facciamo una grigliata, insomma, facciamo l'olio, condiamo l'olio, aceto, sale, pepe, e poi insuppiamo, diciamo, la carne che arrossa, no? Si condisce magnificamente. E sì, anche si può conservare anche così a mazzettini, ammazzi così, perché ci piace tenerlo con i rami. Formiamo delle piccole mazzette così, è tutto secco, lo mettiamo così. Ovviamente se noi lo vogliamo legare lo mettiamo nei sacchetti di carta così, e poi quando ci serve lo leghiamo così, anche con una molletta, o se no lo leghiamo con un po' di raffia, dello spago, quello che è, così. O se no lo andiamo a tritare così. Ovviamente i rami, quelli più grossi, questi qua li togliamo così, in virescenza. Questi li mettiamo di lato, state vedendo? In questo senso si toglie più facilmente. State vedendo? Diamo una sminuzzata così con le mani, si può conservare così e si mettono nei barattoli. Volendo si può mettere anche nei sacchetti di carta, quello del pane, non è importante, l'importante è che è un posto, lo andiamo a mettere un posto asciutto, che non prende umidità, ben chiuso, così si mantiene l'aroma sempre fresco. State vedendo così? Guarda, si prendono i barattoli, ovviamente si toglie sempre qualche rametto più grosso, si prendono i barattoli così. Questo è ottimo per condire quando uno fa la salsa per le pizze, è una meraviglia. Guardate, è tutto già asciutto, secco, in 20 giorni, già anche in 15 giorni già è secco, con questa temperatura che c'è. Si mette così, si chiude in questi barattoli, state vedendo? E si conserva per diversi anni. L'importante è che chiudiamo bene e non facciamo entrare, diciamo, aria. State vedendo così? Si può conservare sia nei sacchetti di carta, che poi uno, volendo, se gli serve, diciamo, quando fa una grigliata, per inzuppare l'olio, per mettere della carne nella griglia, o sia sminuzzato così e metterlo nei barattoli.
Va bene, io vi ho fatto vedere che ho fatto la raccolta, vi ho fatto vedere quando c'è stato per seccare, vi sto facendo vedere, ovviamente non è una cosa difficile, come pulirlo e come conservarlo. E niente, non voglio aggiungere niente più. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate se non ne avete capito qualcosa. E se il video, se vi volete iscrivere sul mio canale mi può fare tanto piacere. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni dall'Otto Idea. Ci vediamo ai prossimi video, ciao.